Siamo con Tony Mastia, allenatore del Borore. Oggi un pareggio per 0-0 contro il Tramassa dopo la vittoria all'esordio. Come valuti questo punto? È un punto buono, prendiamoci il punto buono perché anche se durante l'arco della partita abbiamo penso meritato di vincere la partita, però sai, la prima categoria è questa, se non segni è chiaro che poi alla fine puoi anche rischiare di perdere questa partita. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti, pensiamo alla prossima gara. Quello che fa scalpore è che il Borore avrebbe pareggiato 0-0 una partita, visto che l'anno scorso avete fatto tantissimi gol. È vero che era la seconda categoria, però per le caratteristiche siete una squadra che tende a fare un gol più dell'avversario. È vero, anche oggi siamo una squadra che abbiamo segnato tanto lo scorso anno, però che abbiamo anche sbagliato tanto, e oggi sotto porta abbiamo continuato la tradizione. Purtroppo abbiamo sbagliato 6 o 7 occasioni e capita, i giocatori sono così, sono giocatori di grande qualità, di quantità, però che sotto porta spesso e volentieri sbagliano. Va detto anche che il Tramassa è sembrata una buona squadra, ben ordinata, in grado di ripartire. Tramassa era ben messa in campo, 4 difensori che hanno tenuto bene la posizione, hanno badato molto al sodo. È una buona squadra, come penso che sia tutte le squadre di questo girone. Secondo me è un girone molto equilibrato e quindi ogni gara e ogni partita sarà, penso che sia così. Che cosa bisogna aspettarsi dal Borore? L'obiettivo qual è? L'obiettivo è chiaro che è quello di salvarci. È una squadra che ha tutte le qualità per poterlo fare, è una buona squadra, quindi abbiamo ottenuto l'ossatura dello scorso anno, quindi penso che è un obiettivo che insomma, possiamo centrare, non dico tranquillamente, però possiamo centrarlo bene. Ecco, quali sono le favorite alla luce insomma, sulla carta per la vittoria del campionato? Sulla carta per favorite hanno la Basanta, il Mogoro, poi Samugheo, dicono che siano buone squadre. Poi ovviamente queste bisogna poi confermarlo sul campo, è chiaro. Certo. Poi è chiaro che ci sarà anche sicuramente la cosiddetta sorpresa che ne uscirà fuori. Benissimo, noi ringraziamo Tony Mastia, comunque un grande in bocca al lupo per il campionato col Borore.